Quali sono le specie di uccelli, per esempio, che sono presenti ancora sul Sile? È aumentato molto di numero le gallinelle d'acqua, il germano reale, il beccaccino, il pendolino, il cardellino, il verdone e tante altre specie. Queste sono tutte specie di uccelli che scelgono anche l'ambiente per nidificare. Esatto, nidificano lungo il Sile e trovano anche da cibarsi, da mangiare, perché la vegetazione è molto, come dicevo prima, molto più rigogliosa. E lei va a osservare questi animaletti e poi li riproduce in legno. Che legno è? Il legno è pioppo canadese e tutte le piante autoctone che crescono lungo il Sile. Quando i contadini tagliano il legname, io passo di lì, vedo il pezzo che mi serve, chiedo e me lo vanno, io lo costruisco. Li riproduce tutti in grandezza naturale? Sì, tutti in grandezza naturale.